Aspettiamo qualche secondo. Va bene, direi che possiamo iniziare. Bene, siamo in diretta. Buonasera a tutte le persone collegate. Benvenuta Anna, è un piacere averti con noi in diretta. Grazie mille a te Roberto, è un piacere assolutamente essere qui. Bene, il Manifesto Sardo organizza questa sera il secondo aggiornamento sulle violenze dell'esercito israeliano in Palestina e l'attacco a Gaza e West Bank. L'obiettivo della nostra redazione è quello di parlare dei territori palestinesi sotto un rigido e severo blocco, territori devastati dalle ultime violenze, dalle distruzioni dell'esercito israeliano, 254 morti, tra i quali 70 bambini e ragazzi e decine di donne, quasi 2000 feriti, ed è solo una parte del bilancio dell'ultima escalation militare che ha colpito Gaza. Non si possono certamente dimenticare le gravi distruzioni che la striscia abitata da 2 milioni di palestinesi ha subito tra il 10 e il 21 di maggio, fino al cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista Hamas. Erano sotto i nostri occhi la distruzione delle case, la demolizione attraverso i bombardamenti mirati del Palazzo della Stampa Internazionale, dei centri sanitari e culturali. E non è certo una notizia che potrà migliorare la situazione politica degli orientamenti delle colombe in Israele, di tutti coloro che lavorano per una soluzione di pace e includente, l'annuncio imminente dei cosiddetti centristi, che non mi pare proprio che centristi lo siano, Lapid e Bennett, del prossimo nuovo governo dello Stato di Israele, governo in cui la destra controllerà gran parte dei posti chiavi nell'esecutivo di unità nazionale, un governo in cui i partiti del centrosinistra avranno un ruolo estremamente marginale anche nel gabinetto di sicurezza, almeno queste sono le ultime notizie che possiamo leggere. Riteniamo quindi un momento prezioso coinvolgere giornaliste e giornalisti che producono informazione corretta, trasparente, attraverso percorsi anche differenti di studio, di ricerca, di analisi, nel raccontare i conflitti in corso, i diversi punti di vista, le aspirazioni e le recriminazioni di tutte le parti coinvolte. E stasera incrociamo il lavoro di una redazione che si chiama The Bottom Up, che coinvolge un gruppo di giovani giornaliste, giovani giornalisti, ricercatori, ricercatrici, persone unite dalla voglia di raccontare raccogliere idee, fare informazione dal basso in maniera libera. Su The Bottom Up si parla soprattutto di esteri e di diritti umani. La loro caporedattrice è la nostra ospite, Anna Toniolo, laureata in scienze internazionali e politiche del Medio Oriente e del Nord Africa presso l'Università di Torino ed è caporedattrice di una testata indipendente che, come vi dicevo, si occupa soprattutto di esteri e di diritti umani, e lei è curatrice per questa testata di una rassegna stampa a tema Medio Oriente e Nord Africa. Anna, la prima cosa che vorrei chiederti è perché quello israelo-palestinese non è un conflitto, perché non si può definire conflitto e quali sono le parole sbagliate dei media e della propaganda di tutte le parti, chiaramente, nella descrizione delle violenze dell'esercito israeliano e dell'occupazione dei territori palestinesi.
Allora, grazie mille intanto sia per la presentazione, sia sicuramente per questa domanda. Io sono particolarmente legata all'attenzione rispetto all'uso delle parole, soprattutto quando, si fanno dei lavori come il giornalista o la giornalista, quando si lavora in politica. Ho un background, appunto, come dicevi, di scienze politiche e soprattutto di studi dei conflitti, quindi la parola conflitto mi sta, diciamo, molto a cuore ed è una parola particolarmente, complessa, nel senso che ci sono molte definizioni di conflitto, e in questo caso diciamo che personalmente non ritengo estremamente sbagliato parlare di conflitto, lo ritengo, piuttosto deviante. Quindi parlare di conflitto nei media, soprattutto nel caso della questione palestinese, che è appunto il soggetto di questa nostra conversazione di oggi, è deviante soprattutto per la percezione che trasmette a chi si informa, perché restituisce, diciamo, l'idea che ci siano 2 parti alla pari che combattono tra di loro. Ma, quello che bisogna sottolineare invece è che in questo caso, da un lato c'è Israele che ha uno degli eserciti più potenti e più armati del mondo, e dall'altro c'è un popolo che tenta di sopravvivere a un regime di apartheid e persecuzione, come l'ha definito anche Human Rights Watch. Quindi, quella palestinese diciamo che è più che altro una lotta alla sopravvivenza, è una resistenza alla violenza continua che, Israele usa per cercare di, possiamo dire letteralmente, fare fuori, un intero popolo. Seguendo sempre, diciamo, il flusso delle parole sbagliate o comunque delle parole devianti e che sarebbe meglio non usare per descrivere la questione palestinese, è il fatto che, nei giorni in cui diciamo, c'è stata la violenza, l'escalation di violenza tra, Israele e, il popolo palestinese, è il fatto che molti media hanno restituito un'immagine, possiamo dire, dicotomica, quindi, ha polarizzato su 2 fronti, la tensione. Quindi, spesso i media hanno riportato appunto la questione dando attenzione solamente ad Hamas e a Israele, perché, diciamo, questo perché è sbagliato? È sbagliato perché, è molto di più, cioè non è assolutamente, diciamo, semplificabile in una polarizzazione tra 2 attori. E questo, quello che hanno fatto moltissimi media mainstream, italiani e non, diciamo, elimina il contesto in cui le violenze si sono, e tengo a sottolineare, continuano ad avvenire. Diciamo che quello che possiamo dire è che, il contesto non è rappresentato solamente, da 2 attori, ecco, ma, né tantomeno da 2 attori che si stanno facendo la guerra, ma è rappresentato da un ente, cioè in questo caso Israele, che, da anni occupa le terre dei palestinesi e vuole letteralmente, epurare questa popolazione. Ecco perché, diciamo, poi mi continuo a ricollegare in una linea continua sulle parole che sono state utilizzate dai media, insomma. Abbiamo sentito moltissimo parlare della vicenda che ha coinvolto il quartiere di Sheikh Jarrah, di Gerusalemme Est, in cui abbiamo sentito moltissimo le parole sfratti o sgomberi nei confronti delle famiglie che appunto subivano le violenze da parte di Israele. In questo caso, non è possibile parlare di sfratti o di sgomberi, ma è necessario parlare di espulsioni forzate e di pulizia etnica, che sono, dei crimini che Israele compie nei confronti del popolo palestinese. Ritorno ancora una volta sul, diciamo, il tema del conflitto, della guerra, su come è stata riportata la violenza, israeliana sul popolo palestinese, nel senso che, per descrivere appunto quest'ultima escalation di violenza, i media mainstream, comunque molti dei media mainstream, hanno voluto passare, il messaggio che Israele fosse sotto attacco da parte di Hamas e, che bombardasse Gaza per difendersi. Ecco, tengo a sottolineare il fatto che la striscia di Gaza è un'enclave che vive, sotto assedio israeliano da anni e che è sottoposta a un embargo israeliano. È pressoché impossibile uscire dalla striscia di Gaza e la qualità della vita è bassissima, quindi queste credo che siano delle componenti fondamentali da considerare quando appunto parliamo,
della violenza tra questi due attori. Hamas aveva annunciato il lancio dei razzi su Israele dopo aver dato un ultimatum, come reazione ad atti militari israeliani che sono stati estremamente violenti. Ricordo tra tutti l'irruzione che hanno fatto le forze militari israeliane nella moschea Al-Aqsa, che è il terzo luogo sacro dell'Islam, durante l'ultimo venerdì del mese sacro di Ramadan, quindi una giornata simbolicamente veramente molto importante. E questa una delle violenze, diciamo, tra tutte quelle che Israele in quei giorni ha continuato a perpetuare nei confronti del popolo palestinese. Quindi ecco, quello che vorrei sottolineare è il fatto che è sbagliato far passare la questione come un botta e risposta tra Hamas e Israele, perché ecco, non lo è. Israele non bombarda Gaza solamente per difendersi, diciamo, dai razzi di Hamas, ma lo fa perché è l'apice di una serie di strumenti che Israele utilizza per, come dicevamo prima, epurare la popolazione palestinese e occupare tutti i suoi territori. In questo senso faccio l'ultima, diciamo, precisazione, sempre sulle parole, perché, ripeto, come ti dicevo, penso che le parole siano davvero importanti, soprattutto quando si fa il lavoro di giornalisti e quando si vuole, insomma, descrivere, raccontare quello che succede, la realtà che succede in diversi contesti. Spesso, soprattutto nei primi giorni, in molti sia telegiornali, insomma, molti servizi e molti articoli si sono usate le parole razzi e missili come sinonimi. Ma ecco, i razzi non sono la stessa cosa dei missili. Per semplificare, possiamo dire che un missile è un sistema guidato, mentre un razzo non lo è. E Hamas lanciava dei razzi, non lanciava dei missili, al contrario di Israele, e questo credo che faccia estremamente la differenza quando si riporta una notizia o comunque si vuole descrivere una violenza, come in questo caso. Sì, infatti, come dici tu, è un contesto che non è composto solo da due attori e non si può polarizzare in due posizioni. Cioè, allora, perché la maggior parte della stampa italiana ha concentrato la copertura mediatica solo sui razzi di Hamas? Cosa rappresenta Hamas realmente, concretamente, nella realtà sociale e politica palestinese? Guarda, per semplificare diciamo che possiamo dire che Hamas è un partito politico e come tutti i partiti politici Hamas rappresenta una parte della popolazione e quindi non può essere utilizzato come sinonimo di palestinesi, quindi Hamas non significa palestinesi. Hamas è un partito con una frangia armata che utilizza come forma di resistenza armata anche in questo caso. Quello che diciamo, vorrei utilizzare per anche, rendere un po' più chiaro e limpido il fatto che Hamas non può essere utilizzato come sinonimo, è il fatto che, Hamas è un'organizzazione islamista, sunnita e fondamentalista, ma non tutti i palestinesi sono innanzitutto fondamentalisti e quindi già per questo motivo non può rappresentare tutta la popolazione e soprattutto non tutti i palestinesi sono musulmani, quindi questo ci fa ben capire come un partito, islamista e fondamentalista non può assolutamente rappresentare, cioè non può essere preso come simbolo, di rappresentazione di un'intera scusami, di un'intera, popolazione. Hamas quello che fa Hamas è quello di tenta di cavalcare, diciamo, la rabbia popolare e che tenta di dare nell'occhio attraverso il lancio di razzi verso Israele e queste azioni, diciamo, sono la grande scusa che Israele utilizza per bombardare, diciamo per legittimare, tra virgolette, le sue azioni violenti, i suoi bombardamenti contro la striscia di Gaza. Ricordiamo tutti il fatto che Israele ha bombardato il Palazzo dei Media a Gaza, sede tra le altre di Al Jazeera e di Associated Press, utilizzando la scusa che quel palazzo era un nascondiglio di alcuni terroristi di Hamas. Ecco, volendo leggere in maniera un po' più realistica, in maniera un po' diciamo sì, realistica e oggettiva questo atto preciso di Israele, possiamo diciamo dire che bombardare il Palazzo dei Media è una di quelle azioni che si fa nel momento in cui non si vuole che escano notizie da un determinato posto.
questo, quindi diciamo andare a colpire i giornali e i media è una delle prime azioni che un gruppo armato o uno Stato che utilizza un esercito fa per evitare di far uscire notizie da una determinata area. Quindi non possiamo poi dire che diciamo, la questione riguarda solo Hamas, perché Israele non compie violenze solo nei suoi confronti, come appunto questo esempio un po' ci dava l'idea, ma Israele porta avanti continue violazioni dei diritti umani nei confronti di tutta la popolazione palestinese, che sia o non sia a sostegno di Israele e di Hamas, scusami. Quindi c'è molto di più oltre ad Hamas, ma nella narrazione tende a sparire perché è più comodo. E qui mi ricollego alla prima parte della tua domanda, in cui appunto ci si chiede perché si tende a polarizzare, si tende a considerare solamente Hamas. Ecco, perché ci sono una serie di motivi molto profondi, molto, diciamo, numerosi dietro, ma possiamo dire che prima di tutto perché riconoscere la realtà dei fatti, quindi il fatto che non è solamente Hamas e non è appunto, come dicevamo prima, un botta e risposta a colpi di razzi e missili solamente tra Israele e Hamas, riconoscere questo diciamo impedirebbe di garantire il pieno sostegno alle politiche israeliane fondamentalmente, in quanto Israele viene reputato a livello internazionale da moltissimi stati e da moltissimi stati occidentali come una democrazia liberale. Abbiamo sentito moltissime volte l'espressione Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente e viene ritenuto lo Stato, comunque uno degli Stati che ha un ruolo importantissimo nel mantenimento degli equilibri nella regione mediorientale, e perdere il suo sostegno, diciamo, avrebbe delle implicazioni che gli Stati occidentali non possono permettersi o comunque non pensano di potersi permettere. Infatti il livello strategico di Israele e soprattutto la sua forza militare, la sua forza politica, diciamo, agiscono come un freno nei media e nella narrazione di tutto ciò che accade nei territori palestinesi. Un altro elemento molto presente nella narrazione giornalistica è l'omissione di questa costante azione di colonialismo, di insediamento. C'è un'omissione nella narrazione giornalistica di questa aggressiva strategia di conquista di nuovi territori, ed è un elemento che non si percepisce, almeno nei media più generalisti, quello dell'espulsione della popolazione di Israele, della popolazione palestinese da parte di Israele. Magari mi sbaglio io, ci sbagliamo noi dal nostro piccolo osservatorio del manifesto sardo e infatti volevo confrontarmi con te. Secondo te questo elemento è presente? Guarda, allora rispetto al motivo per cui questo elemento spesso non viene considerato, comunque non viene riportato, è molto simile a quello che dicevamo prima, ecco, per il quale i media o comunque la narrazione si focalizza su questa polarizzazione tra Hamas e Israele. Riguardo invece la presenza del colonialismo, mi sento di ribadire che le azioni di Israele vanno assolutamente lette in un'ottica di colonialismo e di pulizia etnica, e che quindi è un elemento assolutamente presente, se non in tutte, nella maggior parte delle azioni e delle strategie di Israele. Diciamo che non è un elemento che è presente solamente nei bombardamenti, ma è un elemento presente in tutto quello che Israele fa. Mi ricollego, diciamo, agli ultimi fatti, solamente per cercare di dare insomma un senso e una linea. La questione dell'espulsione forzata di alcune delle famiglie palestinesi nei quartieri di Gerusalemme Est, tra cui appunto Sheikh Jarrah, di cui parlavamo prima, è una questione che va avanti da anni, non è iniziata né un mese fa né 2 mesi fa. Molte famiglie di questi quartieri vivono, diciamo, sotto la costante minaccia dell'espulsione forzata dagli anni '70 del 1900, e da quegli anni continuano a portare avanti delle battaglie legali contro le organizzazioni dei coloni israeliani, che ricorrono a loro volta ai tribunali israeliani per insediarsi nelle case che sono abitate dai palestinesi e che sono di proprietà dei palestinesi.
L'ordinamento giuridico israeliano possiamo dire che è impropriamente applicato a un territorio occupato secondo il diritto internazionale. Tra tutti possiamo citare la Convenzione di Ginevra del 1949, che Israele tra l'altro ha firmato, ma che continua a sostenere che non siano territori occupati, ma siano territori contesi. E quindi il fatto che l'ordinamento giuridico israeliano, cioè il diritto israeliano, sia impropriamente applicato a un territorio occupato, quindi Gerusalemme Est in questo caso, è estremamente discriminatorio nei confronti della popolazione palestinese, poiché permette solamente agli ebrei israeliani di reclamare la proprietà su terra e beni immobili, mentre nega ai palestinesi il diritto di ritorno nelle loro abitazioni da cui sono stati costretti a fuggire nel 1948, o obbliga appunto, ancora una volta ripetiamo, ad espulsioni forzate di famiglie, di alcune famiglie palestinesi che vivono nelle loro case e che quindi, ecco, come ritorno prima alle parole che usavamo prima, non sono sfrattate, ma sono letteralmente diciamo vittime di un'epurazione, di un'espulsione forzata. Questa espulsione forzata, oltre che a costituire un crimine di guerra, rientra anche appunto in una politica di colonialismo di Israele, e in un processo di alterazione demografica di Gerusalemme Est, che infatti è mirato a rafforzare la presenza dei cittadini ebrei israeliani a scapito della popolazione palestinese. Le vicende, diciamo, che hanno, possiamo dire, semplificando, sempre acceso le violenze dell'ultimo periodo, quindi quelle di Sheikh Jarrah, devono essere spiegate appunto nell'ambito dell'espansione degli insediamenti dei coloni attorno a Gerusalemme Est e nei territori occupati della Cisgiordania. Lo Stato di Israele, giusto per cercare di dare un'idea di quanto sia presente, di quanto siano presenti le politiche di colonialismo e di occupazione da parte dello Stato di Israele, diciamo, scusami, lo stesso Stato di Israele viola sistematicamente i diritti fondamentali della popolazione palestinese in tantissimi ambiti, nello specifico, come dicevamo prima, nel diritto alla terra, nel diritto all'accaparramento di risorse naturali, nella libertà di movimento, nel diritto alla salute, nell'accesso al lavoro. Come dicevamo prima, come anche diciamo dicevi tu nella domanda, dobbiamo ricordare che ci sono dei palestinesi che sono cittadini di Israele e costituiscono circa il 20% della popolazione, e si può notare anche nei loro confronti questa politica di colonialismo, in quanto in Israele esistono assolutamente dei cittadini di serie A costituiti dagli ebrei israeliani e dei cittadini di serie B, che sono i palestinesi, anch'essi cittadini comunque dello Stato di Israele. C'è un bel documentario di Vice che dura una ventina di minuti, che si intitola Inside the Battle for Jerusalem, che mostra l'intervista, cioè, che mostra insomma di diversi aspetti della questione di Sheikh Jarrah, dell'espulsione delle famiglie palestinesi, e a un certo punto la giornalista intervista un attivista israeliano di estrema destra che sostiene il diritto di abitare che sostiene che il diritto di abitare in quelle terre appartenga solamente agli ebrei, e proprio dice in maniera molto chiara e limpida che il suo desiderio è quello di vedere Gerusalemme abitata solamente da ebrei e senza arabi. Ed credo che sia abbastanza esplicativo, ecco, questo. Sì. Poi condividiamo il link al termine della diretta di questo documentario di Vice, perché mi sembra molto interessante riproporlo nei nostri canali. Un'altra cosa che volevo chiederti è relativa sempre alla questione della polarizzazione. Quali altre voci della realtà politica palestinese è necessario può comprendere nella narrazione della questione israelo-palestinese? Guarda, anche questa è come la prima, un po' una domanda che mi sta parecchio a cuore, nel senso che
Come, caporedattrice di una testata che si occupa di informazione dal basso, sono molto interessata a cercare di analizzare le questioni dal basso. E questo per dire che, innanzitutto è necessario comprendere la voce della popolazione civile palestinese, che lotta e che resiste ogni giorno alle violenze di Israele, che appunto, come dicevo, non sono, tra virgolette, "solamente" i bombardamenti, ma sono delle azioni continue e che vedono nei bombardamenti l'apice di una serie di violenze. Per comprendere a fondo la questione palestinese e per comprendere quello che succede appunto in Palestina, è necessario, ascoltare le voci di attivisti e di attiviste che ogni giorno lottano per dare voce al proprio popolo e che tentano di trasmettere alla comunità internazionale il loro punto di vista, costantemente violentato e zittito, sia da Israele che spesso anche dalla comunità internazionale. Mi sento di dire che questi attivisti fanno davvero un lavoro enorme, sia per rivendicare i propri diritti, i diritti della propria, popolazione, del proprio popolo, sia per trasmettere la verità, riguardo a delle violenze che, diciamo spesso sono, semplificate o comunque spesso, diciamo, sono trasmesse solamente da un unico punto di vista, come abbiamo potuto vedere nell'ultimo mese, che è il punto di vista, diciamo, israeliano. Come dicevo prima, è importante, ricordare che ci sono moltissimi palestinesi, cioè c'è un numero consistente di palestinesi che vivono all'interno della Green Line, cioè dei confini dello Stato israeliano. E questi palestinesi che vivono all'interno di Israele sono circa il 20% della popolazione e anche questi ogni giorno subiscono le violenze e le azioni del regime di apartheid e di persecuzione che Israele mette in atto contro la popolazione palestinese. Un altro attore che mi sento assolutamente di sottolineare e di citare in questa sede è la diaspora. Nel senso che, la nascita di Israele rappresenta assolutamente un paradosso in questo senso, perché, Israele nasce come luogo sicuro per la diaspora ebraica di tutto il mondo nel '48, dopo la seconda guerra mondiale, dopo insomma tutto quello che sappiamo essere successo. Ma dalla sua creazione la popolazione palestinese ha subito un fenomeno di diasporizzazione massiccia proprio a causa della creazione di Israele stesso e, la sua pretesa di occupare i territori palestinesi e quindi dal '48 in poi, perché, non è stato solamente nel '48 che la popolazione palestinese, diciamo è fuggita dai territori appunto palestinesi, dal '48 in poi la popolazione palestinese è costretta a uscire dai propri territori d'origine. E al giorno d'oggi ci sono moltissimi e moltissimi palestinesi che vivono non solamente in Medio Oriente, ma in tantissimi paesi del mondo e il loro ruolo è assolutamente fondamentale. Prima di tutto è fondamentale per far conoscere la causa palestinese al di fuori dei confini e per diffondere un'immagine che non sia stereotipata della questione, come appunto abbiamo visto che molti media fanno invece. E soprattutto in questi ultimi tempi credo che il ruolo della diaspora e delle seconde e delle terze generazioni palestinesi, sia quello di fornire una controinformazione affidabile e di spessore e comprensibile soprattutto non solo dalle persone che sono ad esempio arabofone, che quindi possono informarsi direttamente dalle fonti, palestinesi che parlano solamente arabo, ma quindi possono fare, da tramite e da ponte tra 2 popolazioni e davvero, sono estremamente convinta del fatto, che possano trasmettere una controinformazione che è davvero importante, oltre al fatto di avere un ruolo di advocacy, quindi di poter fare pressione sulle classi politiche e sui governi dei paesi in cui questi palestinesi appartenenti alla diaspora vivono. Grazie. Tra l'altro, a proposito di una realtà che nei fatti non è polarizzata, un vasto gruppo di studiosi e studiose di Medio Oriente, ricercatori, docenti universitari, hanno evidenziato come sia centrale ripartire dall'analisi del tentativo di costruire una maggioranza alternativa nel contesto politico israeliano, dall'elezione del nuovo presidente dello Stato di Israele e delle prossime future elezioni palestinesi, proprio per spiegare l'origine delle nuove violenze dell'esercito israeliano. Tu condividi questa posizione
E come è composto questo articolato mondo politico israeliano nel loro Parlamento, nella Knesset? Guarda, direi che questa domanda arriva proprio a pennello, viste le ultime decisioni prese all'interno della classe politica israeliana. Infatti, come dicevi nell'introduzione, la scorsa domenica, il leader di Yamina, cioè un'alleanza di partiti politici israeliani di destra ed estrema destra che è nata nel 2019, nel settembre del 2019, cioè il leader di questa coalizione, cioè Naftali Bennett, ha annunciato la formazione di un governo di unità nazionale con Yair Lapid, che è attualmente il leader dell'opposizione, quindi è il leader di una formazione, possiamo dire, di centro, ecco. Questo nuovo governo, chiamato il Governo dell'Unità Nazionale, raggruppa partiti molto diversi tra loro, dall'estrema destra razzista, xenofoba e sionista, al centro fino ad alcuni partiti di sinistra che però, diciamo, sono borderline nella loro considerazione di sinistra e che soprattutto è già stato annunciato che avranno dei ruoli secondari all'interno del nuovo esecutivo e soprattutto Naftali Bennett, cioè il leader di Yamina, ha affermato che per rispondere alle critiche di Netanyahu, cioè l'attuale primo ministro israeliano, questo non sarà un governo di sinistra, anzi ha risposto che sarà un governo più spostato a destra di quello attuale. Quindi se andasse in porto questo nuovo governo di unità nazionale, sarebbe il primo governo da 12 anni senza l'attuale primo ministro Benjamin Netanyahu. Questo accordo prevede una partnership a rotazione tra Lapid, che abbiamo detto prima essere appunto l'attuale leader dell'opposizione, quindi della formazione di centro israeliana, e lo stesso Naftali Bennett, cominciando da quest'ultimo come appunto primo ministro e poi appunto scaduto il biennio i ruoli si invertirebbero. La coalizione di governo formata diciamo da appunto questa serie di partiti arriverebbe a un totale di 58 seggi ai quali, per ottenere la maggioranza, che sarebbe necessaria appunto per governare, si aggiungerebbe l'appoggio esterno di uno dei 2 partiti arabi. E la Knesset comunque ha tempo fino a domani per trovare un consenso sul nuovo primo ministro e qui, diciamo arriva un po' la parte, ehm, sì, di opinione riguardo a questo, nel senso che viste l'ultima escalation di violenza, visto il fatto che la comunità internazionale si è trovata anche in un certo senso un po' con le spalle al muro, nel senso che, i movimenti di solidarietà e la pressione da parte della società civile è stata veramente grande e quindi non ha potuto assolutamente stare in silenzio, nei confronti delle violenze di Israele. Ecco che arriva una nuova unità di governo, un nuovo governo di unità nazionale, a peggiorare le cose fondamentalmente, perché la figura di Naftali Bennett, non solo la sua, ma, diciamo mi focalizzo in particolare su di lui, essendo uno dei 2, diciamo candidati alla figura di primo ministro, è particolarmente preoccupante, nel senso che, è noto per le sue posizioni di destra e nella sua dichiarazione, diciamo, ha affermato che non faremo né ritiri né verranno consegnati territori, facendo riferimento cioè con ritiri fa riferimento ai coloni israeliani che occupano le terre e le case dei palestinesi e quindi questi coloni non saranno ritirati, mentre con territori intende i territori appunto palestinesi che Israele occupa da decenni. Naftali Bennett è un milionario israeliano appartenente al settore tecnologico, il cosiddetto self-made man, figlio di immigrati americani e leader appunto, come dicevamo all'inizio, di un partito di estrema destra e sionista ed è il punto di riferimento della comunità dei coloni israeliani. E soprattutto è un convinto sostenitore della linea dura contro la popolazione palestinese. Solamente per citare alcune delle sue affermazioni, che dal mio punto di vista fanno veramente rabbrividire, che sono davvero preoccupanti nella scena politica israeliana e nella scena politica israeliana che riguarda i territori palestinesi, è che ha dichiarato che la creazione di uno Stato palestinese sarebbe un suicidio per Israele e nel 2013 affermava che aveva già ucciso molti arabi e che questo non era assolutamente un problema.
Quindi ecco, per voler focalizzare l'attenzione sulla formazione politica, comunque sì, sulla varietà di formazione politica israeliana, io credo che questo sia proprio un momento di forte preoccupazione, ecco, almeno dal mio punto di vista. Sì, avevo letto queste dichiarazioni coinvolgenti. Ci avviamo alle conclusioni di questo interessante confronto con Anna, che ringrazio. L'ultima domanda che volevo farti è relativa alle fonti che possiamo seguire. Quali sono le fonti migliori da seguire per rimanere informati in tempo reale? E che cosa pensi di questo nuovo fenomeno degli influencer di guerra che orientano una parte della narrazione, certamente non tutta, dai social media, da Instagram, da TikTok? Allora guarda, parto, visto che l'avevo già citato prima, dal secondo punto, cioè penso che, l'uso dei social network possa essere ad oggi uno strumento veramente prezioso. Sono la prima a cercare di fare informazione utilizzando i social network e penso che durante, le violenze di Israele sulla striscia di Gaza e prima a Gerusalemme Est, insomma prima e durante Gerusalemme Est e in altre città, perché ecco non si può semplificare la violenza solamente a pochi territori, ma ricordiamo che ci sono stati atti di violenza militare da parte di Israele in diverse città. Ecco, durante queste violenze ho trovato personalmente fondamentale l'uso dei social network, soprattutto Instagram e Twitter. Tu hai citato TikTok, ma ecco faccio un po' mea culpa, io non uso TikTok, non so usare TikTok, quindi faccio riferimento in particolare a Instagram e Twitter che trovo comunque fondamentali. Fondamentali perché? Perché siamo riusciti ad avere delle notizie in tempo reale e soprattutto siamo riusciti ad avere delle notizie da persone che vivono sulla propria pelle le violenze. Quindi sono una persona che sta molto attenta ad evitare quella cosa che si chiama etnocentrismo, quindi evitare di voler parlare per gli altri soprattutto, e credo che figure come queste che utilizzano i social network siano appunto fondamentali anche per chi fa giornalismo e deve riportare delle notizie che appunto non inventa, comunque non manipola. E avere l'opinione, avere la testimonianza di giovani e meno giovani, insomma, palestinesi coinvolti in qualche modo nelle violenze, credo che sia davvero fondamentale. E in questo, appunto, come dicevo prima, credo che il ruolo della diaspora sia davvero importante perché, ad esempio in Italia, e parlo appunto nel nostro contesto, è stato e continua ad essere possibile avere aggiornamenti continui in italiano, quindi in una lingua comprensibile a tutti e a tutte noi, da parte dei giovani palestinesi d'Italia e dai loro esponenti, che hanno fatto davvero un lavoro enorme per continuare a pubblicare storie su Instagram che spiegassero quello che stava succedendo, per fare chiarezza e per riportare anche quali fonti utilizzare per informarsi. Ehm, e in tutto questo comunque c'è da dire che è necessario approcciarsi ai social network comunque, diciamo con cautela e senso critico, nel senso che, è sempre necessario capire chi si sta seguendo, da dove prende le informazioni e comunque diciamo informarsi in modo critico per evitare di cadere nelle fake news. Ma ecco, ci tengo davvero tanto a sottolineare il lavoro che queste persone hanno fatto e continuano a fare perché è un lavoro di controinformazione e di fact checking anche veramente, veramente importante. Per quanto riguarda invece le fonti specifiche su cui informarsi, ecco qui si apre un punto immenso, diciamo. Ho tenuto un workshop per appunto The Bottom Up, la rivista di cui sono caporedattrice, su come informarsi di Medio Oriente e Nord Africa in modo opportuno, perché spesso quello che succede, quando si parla della regione MENA, della cosiddetta regione MENA, quindi di Medio Oriente e Nord Africa, diciamo, si cade in stereotipi, si cade in un linguaggio che, rischia davvero di non trasmettere la realtà dei fatti e soprattutto la pluralità di attori, come dicevamo prima, che sono in campo sul territorio, comunque che stanno, vivendo la questione di cui stiamo parlando. Mi sento comunque di citare alcune fonti e che
dal mio punto di vista stanno facendo un ottimo lavoro, che sono ad esempio Al Jazeera, che ha creato una sezione apposita per coprire le violenze appunto tra Israele e Palestina, Middle East Eye, che anche questo ha fatto una raccolta di video e di articoli che appunto cercano di dare davvero la complessità della realtà, cioè tutte le sfaccettature della realtà che accade appunto tra Israele e Palestina. Mi sento di citare Plus 972 Magazine, che è una rivista che raccoglie sia giornalisti israeliani che palestinesi, e che davvero, secondo me, trasmette un punto di vista davvero autentico, ecco, se possiamo dire così. In italiano mi sento di citare Nena News, che propone approfondimenti di valore sulla questione, e mi sento di citare alcuni, diciamo, giornalisti e giornaliste che fanno davvero un lavoro incredibile, e che spesso non sono, diciamo, lavoro che spesso non è riportato sui media mainstream, come ad esempio Cecilia Dalla Negra, che è una giornalista indipendente ed esperta di Palestina, Lorenzo Forlani, anche lui giornalista, Michele Giorgio su Twitter, che è il corrispondente del Manifesto, appunto in Palestina, Fondamentale e prezioso Michele Giorgio. che fa davvero un lavoro enorme. E appunto, come dicevo prima, consiglio di seguire su Instagram, se avete Instagram, o su Twitter, se avete Twitter, appunto, giovani palestinesi che fanno questo lavoro di controinformazione che trovo davvero fondamentale e prezioso. E poi potrei stare qui, insomma, a citare fonti ancora per un po', però No, intanto no, ne ma puoi do. farlo, puoi farlo. Tra l'altro, Michele Giorgio, oltre ad essere l'inviato del Manifesto di Medio Oriente, è anche il direttore di Pagine Esteri, che ho Esatto. scoperto recentemente essere davvero un'ottima fonte per comprendere ciò che succede, non solo con articoli di approfondimento, ma anche con dei podcast Sì. davvero molto interessanti e molto preziosi. Io sono molto soddisfatto e sono molto contento di questa tua presenza stasera con noi del Manifesto Sardo. Alcuni lettori, alcune lettrici come Cassandra Casagrande Muratica ti ringrazia per la tua presenza e anche per la chiarezza del tuo linguaggio. Ringrazio le persone che ci hanno seguito fino adesso, dall'inizio, in questo piccolo aggiornamento di 45 minuti, che verrà ripubblicato su Instagram nella sezione dell'Instagram TV. Quindi in differita, si potrà rivedere naturalmente anche su Facebook, sarà presente anche su YouTube, nella pagina YouTube del Manifesto Sardo, e quindi anche nel sito del Manifesto Sardo. Grazie a tutte le persone quindi che hanno partecipato e hanno avuto la pazienza e il piacere di ascoltarci. Grazie Anna Toniolo, sono molto contento di aver ospitato una voce di The Bottom Up, e mi piacerebbe in futuro continuare a collaborare con voi per questioni che riguardano i diritti umani e il Medio Oriente. Grazie davvero. Grazie mille a te, e faccio un'ultima postilla a proposito delle fonti, nel senso che proprio questo venerdì uscirà la newsletter di The Bottom Up, vi potete iscrivere sul sito, e ci sarà un mio approfondimento proprio sulla questione palestinese, e su alcuni articoli documentari, insomma, degli strumenti da utilizzare per approfondire ancora di più questa questione. E grazie mille Roberto, grazie mille al Manifesto e a chi ci ha seguiti. Grazie a tutti, grazie Anna. Chiudiamo qui. Alla prossima. Ci rivedremo la prossima settimana con un'altra ospite o un altro ospite per il terzo aggiornamento sulle violenze dell'esercito israeliano. Alla prossima, a presto.